Allora, siamo in crociera, siamo all'Isola de Coco, abbiamo lasciato quindi Costa Rica, San José, giusto? Sì. E adesso vi dovete immergere, giusto? Esatto, Avete visto tra un po' di... tra un po' andiamo sotto. Qui Perfetto. gli scenari, allora parliamo subito che non c'è barriera corallina. Qui si trova, abbiamo un terreno vulcanico, pertanto a 30 metri di profondità già è più cupo, perché abbiamo tutte rocce nere di fianco. Questi qui sono il problema dell'isola. Questa è la nostra barca da crociera. Eccola qui, comodissima, che io la posso consigliare veramente. No, infatti è bella grande questa. Sì, bella. Beh, ma eravamo anche in parecchi, no, Quanti veramente. È eravate? l'Aggressor come barca oceanica, Aggressor, che è conosciutissima, americana, si sta veramente bene. E qui si inizia a partire. Ecco, l'acqua non è caldissima, ricordiamoci, anche se siamo sull'equatore, un 5 mm è indispensabile. Addirittura? Sì, l'acqua no, proprio Cioè vuol dire assolutamente. che temperatura ha circa? Siamo sui 25 gradi, per cui facendo 40 minuti di immersione diventa freschetto. Ricordiamoci perché c'è tanto pesce qui, perché c'è l'incontro di due correnti, c'è l'incontro della corrente antartica con quella equatoriale e crea moltissimo plancton. Il plancton è il primo anello della catena alimentare, da di là del più piccolo al più grande. Qui stiamo scendendo, qui abbiamo anche correnti, bisogna Infatti stare volevo attenti. dire, ci sono correnti, quindi è pericoloso, bisogna stare attenti. Vedete, qui ci lasciamo andare, che la corrente ci trasporti. Wow, se dopo salite troppo in là vi devono venire a pescare. Qui vedete la visibilità, ecco, diciamo una cosa, i fari subacquei, sì, avevo i fari, però anche un buon faro subacqueo ha una profondità, arriva a 1,5 metri, 2 metri, non arriva oltre. Ecco che quando non c'è la visibilità che c'è nei mari tropicali, nei mari indonesiano per dire, perché allora abbiamo tutto bianca la parete, il corallo che riflette, tutto le sabbie, tutto, che allora lì abbiamo più luce. In questo caso qui vediamo, i pesci si vedono benissimo, però a 30 metri, perché le immersioni sono abbastanza profonde qui, andiamo dai 30 anche a 40 metri siamo andati, e qui vediamo che la visibilità non è mai al massimo. Qui potevo anche accendere i fari, a dire la verità, li ho fatti in luce ambiente, perché poi sapendo che bisogna sempre avvicinarsi di più, il più delle volte magari mi dimenticavo. Ecco, qui vediamo una scena invece di questi pesci che veramente... Però c'è tanto plancton, infatti l'acqua non è limpidissima, cioè non si vede... Sì, no, è bella limpida, limpida, esatto. Qui abbiamo la presenza praticamente degli squali pinna bianca, questi qua, trigoni, e poi abbiamo lo squalo martello. Quindi questo è proprio il massimo che troviamo qui. Qui si viene per vedere i martello, per vedere il grande afflusso dei martello. E qui vediamo il trigone. Per me, ad esempio, il trigone, bisogna starci attenti, perché il trigone ha un aculeo nella coda. Ah, è quello famoso che ha l'aculeo. Esatto, ha l'aculeo nella coda. Che è pericolosissimo. È pericoloso, perché un colpo con quell'aculeo lì, a parte che è velenoso, ma però, stati i casi, proprio perfora, entra dentro, proprio tipo se ti prende nel petto ti ha finito, ecco. Ed è successo ad alcuni sub. Sì, c'è stato quel famoso australiano. Esatto, famosissimo, che faceva esatto, filmati subacquei, sì. È morto proprio con questo. E qui quando ci si avvicina, ecco, in questo caso qui, lui va via, ma non c'è problema. Ecco, qui vediamo il trigone che arriva, sta guardando dove potersi fermare, vediamo che io l'ho un po' ostacolato e lui si sposta e cerca un altro punto. Però vediamo sempre la coda, qui non lo vediamo bene, lo vediamo in un'immagine successiva, in cui quando l'aculeo è disteso lungo la coda ci si può avvicinare al trigone. Quando invece lo alza è meglio allontanarsi immediatamente, bisogna controllare proprio la coda del trigone, perché magari uno dice guarda che bello, faccio la foto, sì, avvicinati, però controllando che la coda abbia l'aculeo disteso, assolutamente, e non alzato. Ma quando è alzato cioè è una fase di aggressività, quindi di attacco? Quando o di difesa, perché lui attacca, esattamente. Certo, senza dubbio. Sì. Quindi loro hanno delle modalità di reazione diverse da quelle che noi possiamo pensare, però sono pericolosi, per cui è bene. Quello sì. No, ma comunque, ripeto, cioè non c'è niente di pericoloso e può essere tutto pericoloso. Bisogna sempre valutare esattamente come muoversi, come avvicinarsi, perché per carità il pesce pietra non lo vedi assolutamente, però anche quello sappiamo che è pericoloso. E lì è questione di riuscire a
capire, perché molte volte facciamo la decompressione. Ecco, qui vediamo bene l'aculeo, l'abbiamo visto per un attimo, l'aculeo Sì. della coda che era disteso. Perché quando si fa la decompressione, in questi casi qui avevamo la cima della barca e ci attaccavamo lì. Quando invece si fa decompressione in parete, perché le decompressioni sono indispensabili quando si è così lontani, sapendo che abbiamo 500 km dalla costa, che quindi se avessimo bisogno di una camera iperbarica non c'è. Quindi bisogna fare anche 10 minuti più di decompressione. Quindi che vuol va dire che benissimo. bisogna stare attaccati a una parete, Esatto. trovare una parete, attaccarsi a una parete E respirare normalmente, emettendo praticamente l'azoto che abbiamo accumulato, va fuori da solo. Ah, va fuori da Va solo. fuori da solo, perché è l'azoto che praticamente può occludere un'arteria, una vena e può creare l'embolia. In questo caso cosa succede? Che c'è la ricompressione con la camera iperbarica per praticamente distruggere questa bolla che ha chiuso questa arteria. Però sì, non è una cosa prendi qua e butta là, cioè bisogna saperla fare, è sì, tutto, però bisogna che sia la camera iperbarica. Qui siamo in notturna, qui iniziamo la notturna. Che bello, cos'è questo? Questo qui è un pesce palla, Ah, ecco. pesce palla, eccolo qui, un pesce istrice, che proprio, però non ha neanche aperto gli aculei perché proprio si sentiva tranquillo. Quindi i fondali sono misti, sia sabbiosi che... Sabbioso, sì, sabbioso. In questo caso, questa notturna qui, siamo sempre sugli 8-10 metri, non andiamo in profondità. E qui vediamo quello che c'è di giro di questi squali, che però sono dei pessimi cacciatori. E assieme a loro, lo squalo bianco segue il carangide oceanico, che sono quelli più grandi, perché il carangide oceanico è veramente un gran cacciatore e insegna a cacciare agli squali, per incredibile. E vediamo proprio il carangide che li precede e gli squali che vanno dietro dove c'è il carangide. E qui ecco, in questo momento qui ci stiamo avvicinando sempre di più. Sono solo in un punto poi dell'isola, questo assembramento qua è solo in un punto dell'isola, che è molto bello. Però, Ma perché è particolarmente ricco di nutrimenti? sì, di vita. Però si trovano Quindi qui. adesso sono infervorati per... Sì, però oramai qui l'hanno devastato tutto, cioè voglio dire il pesce si rintana in qualche buchetto, ma li hanno fatti fuori perché guardate quanti sono, ecco l'unica cosa da stare attenti è da non andare proprio in mezzo a loro perché sì. va bene tutto ma proprio Ma disturbarli. qui eri abbastanza vicino però. Sì, no, ma stando fuori dal gruppo non c'è nessun pericolo, eccoli qua, ma anzi... Poi vedremo, eccolo qua che sta guardando, è alla ricerca di qualsiasi pescetto, ma poi è da ridere, adesso vediamo più avanti, la fuga di un'aragosta che passa fuori e indisturbata se ne va via. Ma mangiano anche l'aragosta? Sì. Senza pietà, Sì. proprio tutto quello che Sì, trovano. mangiano, Insomma, sì. l'aragosta non è neanche piccola. Beh, qui abbiamo tantissime aragoste, proprio ce ne sono veramente tante proprio nei mari tropicali di aragoste, le abbiamo anche noi e qui, ecco qua, qui vediamo come ispezionano tutto il fondo e poi sono, se vogliamo in questo caso, aiutati anche dai nostri fari, perché qui logicamente di notte assolutamente bisogna andare giù con i fari o con pile per vedere. Ma loro vedono all'oscurità? Oppure... E loro riescono, più che altro, hanno dei sensori più che vedere, che gli fa capire che c'è una vibrazione, che c'è un pesce, che c'è un qualcosa, perché anche loro hanno problema di vedere nell'oscurità. Ecco, in questo caso qui devono aver preso un pescetto proprio sotto, eccolo qua, vediamo come... che però ne mangia uno e gli altri sono a bocca chiusa perché ce ne sono veramente tanti. Mamma E qui mia. proseguono. Ma sono decine proprio. Ah beh, no, sono veramente... Ecco qua, guardi Eccola l'aragosta che se ne sta uscendo, pacifica e tranquilla, e tutti gli squali sono dall'altra parte e lei si è salvata. Caspita. Sì, proprio. Comunque, ripeto, questa è un'immersione che crea un po' di adrenalina perché sono tanti, però bisogna pensare che ce l'hanno detto e ripetuto, guardate, se non li andate proprio in bocca non vi succede assolutamente niente, ma però veramente quando vanno in euforia è da stare un po' più Esatto, lontani. quello sto pensando, perché adesso mi sembrano un po' in euforia. Cioè... No, tra un poco li vediamo in euforia, tra un non po'. subito. No, tra perché un po'. penso, comunque, un'aragosta, come è strutturata, eccetera, e una mano di un uomo, insomma, siamo abbastanza simili. simili. Come grandezza. Esatto. Sì. No, ma poi se guardiamo bene l'aragosta ha anche un bel carapace, ma però lo rompono e la mangiano tranquillamente. Quindi vuol dire che hanno una sì. dentatura potente.
Sì. Una mascella bella potente. Esatto, esatto. Ecco, Qua, ecco, ad eccolo, esempio, ecco, vediamo quelle qui cose che una non dimostrazione. sopporto. Francesco l'ha preso per la coda, ma non gli fa niente, cioè No, no, con no, la beh, coda però è non riesce a pericoloso, secondo girarsi, e me. dopo lo lascia e lo prende e va via. Quindi Sì, non, sì. Però lo vai assolutamente. a stuzzicare. Ma basta non stuzzicarlo dalla parte del muso, Sì. stare dietro di lui è meglio, ecco. E poi queste immersioni qui è da stare attenti, perché qui vedete siamo in superficie, sono immersioni a 8 metri, però qui purtroppo si fa tanto yo-yo, ossia si fa in superficie, si va sotto, su e giù, su e giù. Quindi sono seguire gli immersioni squali. sì, da controllare, perché noi praticamente creiamo una compressione e successivamente una dilatazione dell'azoto che abbiamo E come fate a calcolarlo? Abbiamo il computer, però quando si fa, ecco qua, qui inizia Eccoli l'euforia qua. che dicevo prima, ecco, in questo caso qui non è proprio raccomandabile avvicinarsi, ecco, qui proprio... Qua perdono la testa un attimo, guarda Sì, che ma veloci. però quando si sta a questa distanza non c'è nessun problema, solo che aumentano, ecco, questo è il Insomma, punto. sì, sì. Quindi allora a questo punto qui, ecco, poi qui torniamo in tranquillità ed è una bella testuggine che se ne va via tranquilla. Questa l'abbiamo senz'altro disturbata noi perché le testuggini dormono di notte nel fondo, se ne stanno lì, trovano il loro buchetto e se ne stanno tranquilli. Questi sono i Parazoanthus, che sono delle bellissime, non è una pianta, ricordiamoci, è un animale. Sempre appartiene al mondo animale, sì. Vabbè, non E si pensavo. nutre di plancton. Hai capito. Però sembra una pianta. Sembra una pianta, sì. Cernia. E qui, ecco, l'aragosta che la vediamo, ma ce ne sono tantissime, bisogna veramente dire che ce ne sono veramente tante. Ma la popolazione si nutre anche di aragoste? Di pesce più che di aragoste, perché l'aragosta viene generalmente esportata. Non è che diventano matti loro per l'aragosta, come pensiamo noi. Cioè loro prendono più il pesce o lo essiccano o lo mettono sotto sale oppure lo mangiano così tranquillamente fresco. E adesso qui vediamo la parte invece per cui si va all'Isola del Cocco, che sono gli squali martello. Eccoli qua. E tra un po' adesso li vediamo arrivare tranquillamente. Beh, già vedere masse così inquietanti di squali come prima, già questo... Ecco, ti può ricordiamoci, allora qui vediamo che non c'è molta visibilità, quello che vi dicevo prima, però infatti. si vede lo stesso bene. Lo squalo martello è uno squalo timoroso da morire, cioè o stai immobile o lui scappa. Cioè, si avvicina solo se si sta fermi immobili. Ma si muove in branchi? In branchi, sì, 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 è sempre in branchi, eccoli qua. Difatti ogni tanto si avvicina, però stando fermi ti viene anche sempre più vicino, ma però non è pericoloso. Proprio. Qui vediamo un branco praticamente di sardine sopra, ecco che a questo punto qui sono carangidi. Quando c'è il branco di sardine, allora per il punto ci sono uccelli che arrivano e pesci che mangiano praticamente, che attaccano questo branco da tutte le parti. Ma questi squali si nutrono anche di sardine? Cioè Sì, di sì, pesci? sì, Quindi sì, qualsiasi sì, cosa tranquillo, non c'è, sì. mangia No, tutto? no, mangia di tutto. tutto, ho capito. Ma difatti le sardine diciamo che sarebbe ottimo per loro, cioè proprio li attaccano tranquillamente, proprio, anche perché sono più semplici forse da prendere. Questi sono tonnetti? Questi carangidi, che sono dei tonnetti. Tipo tonnetti, tonnerelli, sì, tipo insomma, tonnetti, come... esattamente, sì. Sì, sì, ma proprio ce ne sono. E qui, avvicinandosi lentamente, si riesce a entrare in mezzo a loro, nel branco, proprio sempre più vicino, che capiscono che praticamente non creo nessun problema ed ecco che io arrivo a entrare proprio in mezzo al branco dei carangidi. No, ma veramente... Quindi un'intelligenza di gruppo. Sì, è proprio... E poi ognuno, quando praticamente il branco muove, tutti girano dalla stessa parte, cioè non è che si scompigliano, salvo che non ci sia un attacco di un pesce carnivoro, tipo uno squalo, ecco. E qui comunque la tranquillità, quando si vede così una testuggine tranquilla che nuota, è bellissimo. Questa Sì, è una cernia. sono meno inquietanti. E invece lo squalo martello, che tipologia di Allora, lo carattere squalo ha? martello, beh, chiaramente appartiene sempre alla famiglia degli squali e bisogna tutto rispetto, però ripeto, ecco qui li vediamo, adesso ne vedremo anche un bel branco che si avvicina. Bello, vedete l'occhio è proprio nella finale della protuberanza del muso e ha un campo visivo più aperto rispetto allo squalo normale. È uno squalo praticamente dell'epoca dei dinosauri, non ha mai cambiato la linea.
è proprio, si vede, Arcaico, quindi. arcaico veramente. E qui, però, ripeto, non è pericoloso, assolutamente. È uno squalo di fondale oppure? No, 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 è uno squalo però che ama l'acqua fredda. Per esempio quando siamo andati in Sudan dovevamo andare sui 50 metri per vederli perché l'acqua in superficie era più calda e loro stanno sotto. Quindi è uno squalo, andando in ottobre si ha la possibilità di qua. vederne di più perché l'acqua è più fredda e allora arrivano. Vabbè, sono già tanti comunque, Sì. ma qui eravate lontani dalla costa però. No, siamo sempre a livello di scogli, di isole, cioè siamo sempre vicini a punti di parete, perché qui abbiamo il fondale che poi va giù. Sì, sì, rapidamente. Sì. Sì, ma se una persona va a nuotare, No, non c'ha problema, guardate l'occhio come si è visto bene infatti qui. sì, sì. No, se uno va a nuotare qui non c'ha problemi assolutamente. Il nuoto può essere pericoloso, voglio dire, in Sudafrica, in zone, cioè abbiamo Bellissimi questi, Sì, mamma mia, sì. uno spettacolo. Sì, guardate Ah, che cosa è roba. passato. È passato, sì. Se vediamo sempre l'acqua un po' torbidina e qui invece vediamo quando c'è il branco di sardine quello che succede, arrivano tutti i tipi di squali, gli uccelli da sopra e gli squali da sotto. Ah, sono uccelli Sì, quelli. esattamente, che si tuffavano, ecco qua. E qui abbiamo finito l'immersione, siamo in fase di decompressione, aspettare diciamo che di norma se il computer dice che si può uscire bisogna stare almeno 3 minuti in più per sicurezza. Soprattutto consideriamo la lontananza, per cui è meglio fare anche 4 minuti, 5 minuti, perché Ma bisogna star fermi proprio? sì, respirare normalmente. Consideriamo che il computer ti dice che nel tuo normale uso hai assorbito azoto rispetto alla profondità che sei andato sotto, ma se tu hai fatto fatica perché hai trovato corrente, hai respirato di più, Sì. ecco che hai un accumulo maggiore di azoto di quello che puoi pensare. Quindi dipende anche dalla persona? Dipende dalla persona. Adesso i computer sono molto elaborati, qui adesso stiamo facendo il viaggio di ritorno in cui si vede solo mare, proprio non si vede nient'altro che mare per 2 giorni e mezzo anche. Ah, quindi voi siete partiti dall'isola de Coco, vi siete imbarcati in questa bellissima nave, avete fatto quanti giorni fuori in crociera? E abbiamo fatto una settimana intera. Tutta una settimana. Cioè più il viaggio, quindi abbiamo fatto quasi 10 giorni di vita in barca. Perché sono 2 giorni andare, 2 giorni e mezzo andare, 2 giorni e mezzo tornare, più una settimana fermi lì. E quindi abbiamo fatto circa 11 giorni, ecco. Più il passaggio in Costa Siamo andati Rica. in Costa Rica, praticamente siamo arrivati a San José, siamo rimasti lì a San José a fare il giretti a terraferma e via di seguito. E dopo, quando eravamo già un po' messi meglio col fuso orario, con la stanchezza del viaggio, ci siamo imbarcati. Altra stanchezza, però il fatto che ci si imbarca, voglio dire, ti metti anche a dormire, cioè hai 2 giorni di attesa. Di assestamento, sì. ma al ritorno non prendete subito l'aereo? E al ritorno è meglio che passino 24 ore dall'ultima immersione. Ok, quindi in genere avete fatto un'altra sosta? Sì, no, ma qui abbiamo fatto 2 giorni di navigazione per cui avevamo smaltito tranquillamente tutte le bolle che potevamo quindi avere. navigazione diretta, quindi di Sì, ritorno. navigazione, se abbiamo fatto la navigazione, anzi in questo caso qui è stata ottima perché come siamo arrivati abbiamo potuto prendere subito l'aereo di ritorno, se no in questo caso qui o finisci prima le immersioni o devi aspettare di aver smaltito le tue bolle. Quante ore per arrivare? Per È tornare? abbastanza lunga. Allora, oltre al viaggio della barca, praticamente noi abbiamo fatto il Venezia-Madrid e il Madrid-San José. Quindi abbastanza lunga. Sì, con lo scalo. Però sì, Madrid-San José sono 10 ore di volo. Un bel Sì, viaggetto, un dai, bel giretto, sì, quello sì. Bene. E però io ripeto, cioè quello che veramente vale la pena, le 4 mete che ci sono nel Pacifico, io le consiglio veramente a tutti i Quindi subacquei. tutti i subacquei Perché appassionati. tutti iniziamo col Mar Rosso, tutti andiamo col Mar Rosso, i primi viaggi li facciamo in Mar Rosso, bellissimo, perché dalla piscina in cui si fa il corso che si va in Mar Rosso è tutta un'altra cosa, però poi si fa il saltino, si va alle Maldive, poi magari si va in Indonesia, si inizia a fare le isole indonesiane e tutto, ma però
i 4 mete, Galapagos, Isola del Coco, Malpelo, Socorro, no. Io ho avuto la fortuna di farne già 3, quindi sono più che soddisfatto. E manca Malpelo, ma comunque lo lasciamo, sì, lo lasciamo dai, adesso, sì. Dai, Maurizio, grazie mille, adesso è stato qui con noi, il tempo è volato, veramente, ci siamo fatti una full immersion da sogno, staccando dalla realtà, quindi è stato molto molto bello. Grazie ancora, buon lavoro, chissà che di progettare qualche altro bel viaggio, tranquillo, però rilassante, ma sempre avvincente. Oramai si sono già in cantiere di organizzazione. Quindi... Bene, per Scaramanzia non diciamo niente, non si sa mai. A voi cari telespettatori, con questo in bellezza chiudiamo la nostra puntata naturalmente e ci vedremo presto. Niente, vi lascio così in sospeso, buon proseguimento, buona serata, sempre con il nostro canale 19, grazie.